Ieri ci siamo occupati delle partenze degli agrigentini emigrati e degli arrivi degli stranieri sul nostro territorio, esodi dei quali è difficile non parlare. Oggi, a proposito di stranieri immigrati presenti in gran numero nell'Agrigentino e in particolare nel capoluogo, vogliamo puntare il dito sul lavoro che tanti giovani di colore svolgono in favore della città. Molti avranno visto all'opera per le strade di Agrigento i ragazzi dell'associazione Acquarinto e messo a confronto il loro lavoro con quello degli operai che hanno lavorato e lavorano per conto del comune di Agrigento. La notizia è questa. Il confronto è semplicemente imbarazzante. Diciamo che le immagini si commentano da sole. Come si vede a Fontanelle, ad esempio, le erbacce sono rimaste ai bordi dei marciapiedi, tornati impraticabili in pochissimo tempo. Se ci spostiamo nella zona di San Leone, invece, dove hanno lavorato i ragazzi immigrati, le strade mostrano un aspetto decente. Il risultato, ci hanno detto dal comune, è dovuto all'utilizzo della zappetta da parte degli immigrati. Fatto sta che questi ragazzi si impegnano in maniera davvero lodevole per garantire il decoro cittadino. Viene voglia di dire che gli immigrati, nel nostro caso sicuramente, non rubano affatto il lavoro agli italiani, sanno solo lavorare seriamente, così come dovrebbero fare tutti coloro che svolgono un pubblico servizio, un servizio importante per l'immagine di una città.